Eh sì, amici bellini, è notte quasi, insomma, da voi nel cercare, insomma, di cucinare un video per oggi, visto che le notizie, i rumor sono sempre gli stessi, mi sono reso conto, visto che la notizia del giorno è David alla Juve, che viene commentata in un certo modo da Vlahovic, i 9 stanno piantando delle grane, cominciamo. Tra i 9 potrei metterci anche Gyökeres, perché anche lì è una situazione abbastanza complicata, col presidente che parla, il ragazzo non parte, c'ha una clausola pesante, però forse i club non sono convinti. Benvenuto Luca Califano in tutto questo discorso, e a tutti i nuovi iscritti, siete i miei eroi se vi iscrivete. È appena cominciato il mercato, ma sento già quella pesantezza, insomma, quella è la fatica di sentire sempre le stesse cose. È come se una trattativa venisse divisa in thousand cuts, morte per 1000 piccoli tagli. Perché? Perché ogni giorno ci stiamo avvicinando un pochino e abbiamo aggiunto nuovi incontri e adesso ci siamo quasi fatta, è praticamente fatta, si allontana un attimo, però si riavvicina, e i soliti nomi che conosciamo. Se lasciate un like si risolve la questione degli attaccanti, o meglio, non si risolve, i like li lasciate per me. Ma questo è una delle cose che è successa oggi o ieri. Io poi con i fusi orari non mi trovo, quindi non lo so quando è successo. Ma insomma, il Vlahovic, che pare abbia messo anche un like a una storia di Bellingham, una cosa del genere, fa il paio ai like che ha lasciato Thuram al post di Çalhanoğlu. Allora vedete come tutto si incastra e si mischia insieme, perché quando la Juventus blocca, c'è arrivato l'Here We Go di Jonathan David, che è un profilo che il Napoli ha seguito per molti anni, specialmente forse da quando c'era Giuntoli, poi Giuntoli passa alla Juve, quindi anche la Juve lo segue, evidentemente resta nei tacchini e quindi lo fanno anche senza Giuntoli. Non si deve dire però Napoli beffato, ma si può dire in teoria interbeffata, e vi spiego il perché, ci arriviamo. Prima di tutto è sono 20, forse un mesetto che ci fanno sapere gli espertissimi di calciomercato che, come dice Falco, no? Illustrissimi esperti di calciomercato, questo è un richiamo che faccio, un collegamento che faccio ai fan di Falco, che è fortissimo. Lo seguo sempre, ma lui non mi ha mai risposto a un messaggio privato. Vabbè. Che cosa succede? Il Napoli ci ha fatto sapere tramite questi esperti che l'avevano mollato David. Ora bisogna capire il perché. Un po' si è parlato di commissioni molto alte e dobbiamo capire, ci faranno sapere, la Juve ce lo deve far sapere per forza, è una SPA, ci devono far sapere quanto hanno speso di commissioni, un po' perché forse il profilo non era quello che cercava Conte, e allora dovremmo andare a capire le caratteristiche di David, che è una prima punta ma che si allarga molto, costruisce coi compagni. Forse Allegri con una partita weekend può vincere lo scudetto? Ma guardate, non è che la regola del Napoli, ecco, non è che il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto perché giocava una partita a settimana, no, il Napoli ha vinto lo scudetto perché non aveva gli impegni e le coppe, ma anche una squadra molto forte, quindi è più una seconda, può fare anche sicuramente la seconda punta, è uno che gol li fa, questo non c'è dubbio, e sono curioso di sapere quale sarà il top attaccante anche in vista fantacalcistica, perché ad oggi si spenderà molto di più per i centrocampisti, questa è una mia sensazione, ma dobbiamo vedere. Insomma, la Juve fa David nel momento in cui escono dal mondiale, fa David però era anche nell'orbita Inter, e finché insomma è tutto a posto, la coppia Lautaro Thuram è inamovibile e loro devono risolvere le altre situazioni, è chiaro che non puoi mettere un Jonathan David come terzo attaccante, ci puoi mettere sicuramente uno degli Esposito, questo non c'è dubbio, ci puoi mettere un Bonni giovane che deve crescere, ma un David, se te lo prendi, deve giocare. Poteva essere un'idea in caso di offerte o per Lautaro irrinunciabili o per Thuram.
ad oggi io credo che il like di Thuram alla storia di Çalhanoğlu, con il fatto, vi ricordate quando abbiamo commentato quella cosa, forse Marotta dà una botta dicendo Çalhanoğlu, forse anche per coprire una più ampia situazione di giocatori che forse non si vedono di grande occhio ultimamente, non vanno più d'accordissimo nello spogliatoio. Allora lui fa il nome di uno che già probabilmente in uscita si troverà una soluzione e abbiamo risolto, me le marce non ce ne sono più. Però se arriva il like di Thuram, una riflessione l'Inter la dovrà fare. Teniamo sempre presente che non tutte le situazioni che sono in bilico poi si risolvono per forza con una cessione. Vi faccio 2 esempi che mi vengono in mente al volo. Lookman stava per lasciare l'Atalanta, voleva lasciare, è rimasto e ha fatto comunque un buon campionato. Un altro è il nostro Di Lorenzo, che stava per lasciarci, è rimasto e ha fatto un buon campionato. Quindi anche per Thuram si potrebbe risolvere probabilmente, e rimane e fa un buon campionato. Ma io leggo, la fortuna mia, la fortuna o la sfortuna, è che cerco di leggere anche i tifosi delle altre squadre, proprio per non essere solo napolicentrico, perché se siamo solo napolicentrici pensiamo che tutte le cose girano intorno a noi e magari ce l'hanno sempre con noi, non dicono, invece no, cioè, se si guarda, se si allontana, se zoom out, si vedono cose interessanti, e credo che l'Inter era interessata a David per sostituire eventualmente Thuram. Quindi ad oggi si deve dire Inter beffata, e non lo sto leggendo, in verità non sto leggendo nemmeno Napoli beffata, perché su David noi abbiamo stabilito, almeno ci hanno detto, che il Napoli aveva mollato, che non era più un interesse. Quindi se uno si va a prendere adesso Haaland, è probabilmente Napoli beffata. Se ti vanno a prendere lo stesso Darwin Núñez, si deve dire Napoli beffato, perché sono notizie insistenti e le notizie insistenti diventano in qualche modo verità. Però ad oggi guardate questa storia strana di intrecci di attaccanti che fanno le bizze, che ti bloccano una situazione. Il caso del Napoli, Osimhen, se non si sblocca quella, e si deve sbloccare al più presto, perché poi come Dusan Vlahovic gli scatta il rinnovo di contratto che glielo fa prendere 12 milioni, una cosa del genere, anche il Napoli deve farlo, se no perdi Osimhen a 0, e ad ogni trasmissione che sento, ma Osimhen non si può reintegrare, ragazzi, non si può reintegrare per troppe motivazioni, e state vedendo quali sono le fragilità dei vari spogliatoi. Quindi non si può proprio fare, non si può fare, e non lo so se è anche il caso di farlo arrivare in ritiro. Lì bisognerà lavorare. Qui da un Osimhen che non si capisce, vuole fare le vacanze, non si capisce se alla fine accetterà la rabbia, oppure se troverà un accordo col Galatasaray, o se uscirà un'altra squadra che gli offrirà quello che lui vuole e offrirà al Napoli quello che il Napoli vuole, perché da qui non si scappa. E questo è poi c'è Vlahovic, adesso si parla di nuovo del Milan, ovviamente per dare un attaccante pesante ad Allegri, perché Giménez probabilmente non convince fino in fondo. Avevo sentito anche di Dobbik nel caso in cui uno scambio strano tra Dobbik e Giménez, stavo dicendo Atalanta, no? Tra la Roma, perché Gasperini, tra la Roma e il Milan, e quindi si potrebbe innestare un circolo di attaccanti che potrebbe coinvolgere a questo punto, io credo, anche Thuram. Quindi loro una casella la Juventus l'ha occupata. Ci dicono che vogliono fare un altro attaccante, ma io non posso proprio credere che si possano permettere di prendere Osimhen, sia alle condizioni che poi ti chiederà il Napoli, sia alle condizioni che vuole lui come ingaggio. Così non è logico che tu stai facendo di tutto per toglierti l'ingaggio di Vlahovic, ti vai a accollare l'ingaggio di Osimhen quando hai già preso David. Tudor non gioca con 2 punte, quindi mi sembrerebbe una cosa illogica, quindi tenderei ad escludere Osimhen alla Juve, e dobbiamo cercare da qualche altra parte, in uno scambio folle di cose, così Vlahovic che va al Milan, uno si va a pigliare Giménez, Dobbik va all'Inter. Potrebbero succedere cose sfiziose, ma sono solo fantasie, perché in questo momento non abbiamo novità di sorta. Certamente quello che è sicuro è che i 9 stanno facendo bordello, e vanno risolte queste cose. Andrebbero risolte nel chiuso di uno spogliatoio, perché poi le cose social, vedete com'è cambiato il calcio, cioè basta un like
che si scatenano delle polemiche. Voi lasciate i like, quelli là innocui, lasciate il like, a me mi fate piacere, ma basta un like sbagliato alla storia sbagliata, un coinvolgimento che non fa piacere a tifosi e società, che si crea un macello, polemiche a non finire, e quindi è diventato difficile, sempre più difficile la gestione degli spogliatoi. Ecco perché, e qua ritorno a un mio grande classico, serve un allenatore credibile, uno che quando parla tutti i giocatori ascoltano in silenzio, serve una società forte che sa quando intervenire e come intervenire, con le parole giuste, con le tempistiche giuste, e poi parla il campo, che ovviamente è la cosa più importante, ma senza questo substrato di cose non da campo è difficile giostrare. Gli amici bellini sul gruppo Telegram nel frattempo stanno parlando delle live, e mi rendo conto che ho bisogno di fare una live, di riconnettermi con voi tutti della community, e la organizziamo presto, ve lo prometto, datemi un po' di tempo e lo saprete. In questo momento io so più hype onestamente per la partita di addio di Hamsik che non altro, cioè le mie priorità sono d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, visto che il mercato c'è tempo, prima priorità, la maglia non ce la faccio più, non ce la faccio più ad aspettare la maglia. Secondo, Hamsik, che mi permetterà di vedere tutta una serie di campioni indimenticati, e poi la ripresa degli allenamenti, così possiamo parlare un pochino di campo con qualche indiscrezione, vediamo se avremo qualche inviato speciale, insomma ci organizziamo, non vi preoccupate. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Come si risolve la questione dei 9? Non lo so.